Riprendiamo un po' il discorso, una sanità per tutti, pubblica, che non sia costosa, perché effettivamente ci sono persone, non tutti hanno tanti soldi. Presidente Miatello. No, io credo che qua ancora di più dimostra il bisogno e la necessità del medico di medicina generale, perché è lui che deve decidere se veramente ho bisogno della visita. Stiamo parlando di appropriatezza delle prescrizioni. Delle visite, appunto, perché non credo che appunto il cittadino voglia andare per forza, cioè, se ha bisogno, se ha necessità, se pensa di avere dei disturbi, se pensa di avere una malattia. Cioè se viene tranquillizzato dal medico di medicina generale che non è un problema, che questo, che quest'altro. Ma se cambia sempre il medico, se non ha una continuità, e se non c'è nel territorio, se deve andare chissà dove, diventa un problema. Credo che sia appunto anche questo qua. Per questo è importante che ci siano i medici di base, che sono veramente le sentinelle del territorio, che hanno un rapporto anche di fiducia e di stima verso il cittadino. Ancora di più chi magari viene dall'attività dell'agricoltura, ancora è anziano o anche molto anziano, ha questa concezione di un medico come referente. Quello che dice il medico, una volta c'era il medico, il farmacista e il parroco, non c'erano altri in paese, quindi sicuramente è ancora sentito come valenza importante il medico di base, appunto. C'è un grande ricorso alla sanità per quel che vi riguarda, per gli agricoltori pensionati? Beh, sicuramente, soprattutto per l'anzianità che hanno, soprattutto perché hanno veramente bisogno spesso, appunto, gli anziani, vediamo tutti se abbiamo occasione di andare dai medici, hanno tutti bisogno, sono spesso là, sono spesso anziani, hanno tutti i problemi, e quindi bisogna veramente che ci sia anche più in numero, in modo da poter anche dividere, se no il medico diventa solo un segretario. Bravissima, quindi c'è bisogno veramente di cambiare paradigma, cioè nel senso riuscire veramente a cambiare il concetto di assistenza e consulenza. Esatto. Presidente, la presa in carico del paziente, e quindi potrebbe essere una cosa che per il pubblico può essere fattibile, a quel punto il paziente è seguito nel suo percorso terapeutico o diagnostico in un iter dalla sanità, e non deve andare a destra e manca per potersi curare saltando da una struttura all'altra. L'avete mai ipotizzato, parlandone anche con le istituzioni, di percorsi del genere, almeno per le persone anziane non autosufficienti? Potrebbe, allora lo spirito penso delle case di comunità di avere, ecco, che sono quelle previste al PNRR, sono quelle previste, che oggi ci sono le UTAP, chiamiamole così, è proprio questo lo scopo, di avere un'assistenza protetta, ecco, che il paziente possa essere servito da questo equipe che perché spesso, ecco, magari, ecco, il medico di famiglia, medico di base, e noi diciamo che fa molta prevenzione, se c'è però, perché nei paesi dove non c'è il medico, è un problema. Ci sono comuni dove non c'è, non riscontrato. Sì, ci sono, oppure mancano, che poi mancando un medico magari vengono aumentati i pazienti, e quindi si rischia che aumentando i pazienti il medico che ha i pazienti da seguire rischia anche di non fare le visite, spesso non si fanno le visite della propria abitazione, magari della persona anziana. Quindi ecco il problema della rassicurare che viene aumentare meno, il numero, quindi non riesce a rassicurare la persona. Ma questo non può essere, perché se da 1.300, 1.400 poi diventa 1.600, 1.700, ci domandiamo come fa, che noi riteniamo invece che il medico possa avere il tempo necessario per visitare le persone, perché fa molta prevenzione. Abbiamo anche dei casi che conosciamo, e quindi ritengo che l'assistenza pubblica possa permettere, ecco, di poter seguire le persone, in particolare quelle che hanno disabilità, e trovare magari lo stesso medico, per trovare lo stesso equipe di persone che possono seguire. Si crea un rapporto umano fiduciario, no? Questo è importante. Un rapporto umano fiduciario che c'è bisogno veramente, anche per non avere dopo visite in eccedenza, come si diceva prima. È importante questo qua, il passaggio appunto fiduciario del medico-paziente. Ecco, lei aveva prima accennato il discorso economico.
perché questo è un altro aspetto che ha fatto sì che abbiate organizzato, state organizzando importanti momenti di confronto e di incontro. Anche perché appunto diventa veramente una spesa importante, perché sono visite costose, la prevenzione tutti quanti vogliamo farla, ecco. Adesso c'è anche la possibilità di riuscire, se non vengono rispettati i tempi che mette il medico sulla ricetta, riuscire a chiederla di andare in privato pagando solo il ticket, ma questo deve essere un estremo, non deve essere, deve proprio cambiare il sistema delle visite specialistiche, altrimenti andiamo a ingolfare un sistema che non va più avanti, ecco, questo è il concetto. Bisogna, anche perché spesso dopo c'è anche oltre al danno la beffa, come ha detto anche la Giovanna, i nostri pensionati hanno pensioni basse, la maggior parte, ma anche di tutte quante le altre associazioni, non riescono neanche a scaricarle in denuncia di redditi in quanto hanno pensioni incapienti. Non pagando IRPEF non possono neanche detrarle, quindi anche questo oltre al danno alla beffa. Le medicine spesso sono esenti, ma le visite potrebbero essere in qualche modo scaricate, ma in questo caso non si può neanche. E quindi si appoggiano ai familiari sostanzialmente. Sì. C'è sempre più bisogno, ormai un anziano fa tanta fatica ad andare avanti da solo. Ecco. Non parliamo dopo di quelli che sono proprio invalidi, che hanno anche l'assegno di accompagnamento, che hanno bisogno di badanti o quant'altro, perché là diventa proprio un mondo a parte, veramente non si riesce più a starci dentro. Ecco. Questa è una cosa che le famiglie devono sicuramente intervenire nei momenti attuali dove ci sono veramente difficoltà a arrivare a fine mese, intervenire anche per i genitori diventa un problema importante. Assolutamente, ma poi lei accennava il discorso delle badanti, assistenti familiari, e io so di casi in cui la badante in campagna non ci vuole andare. Questo è poco ma sicuro. E questo è un altro dato di fatto. C'è anche là una raccolta di firme anche là dove vorremmo che ci fosse la possibilità di scaricare almeno anche le spese della badante, le spese della busta paga, non solo i contributi, in modo da anche là, ma se dopo non è, va bene che là dopo può fare anche il figlio l'assunzione e quindi può essere in qualche modo che si possa scaricare, perché anche là è tutto un sistema che deve stare in piedi, ma se tutte le cose funzionano, se no altrimenti ci sono grosse difficoltà a far quadrare i conti. Ecco, noi abbiamo casi specifici dove gli anziani veramente hanno dovuto vendere anche la casa, hanno dovuto vendere la proprietà per riuscire a avere un minimo di assistenza. Ah, addirittura, quindi magari accedere alla casa di riposo. Questo credo che sia per dopo non parliamo anche del problema delle case di riposo, se parlo io, il problema delle case di riposo che appunto con gli aumenti delle rette, in quanto il costo dell'Enel e del gas possono arrivare anche a importi importanti, anche 2.000-1.500 euro al mese, non può il pensionato starci, ecco, mettici tutti i contributi regionali ma non ce la fa, non è nelle condizioni di fare, allora intervengono i familiari, casi anche specifici proprio, ci sono veramente situazioni non facili. Deve aggiungere qualcosa a questo riguardo, Presidente? No, dicevo che mi ha preceduto, nel senso che anche le case di riposo, abbiamo anche sollecitato la Regione perché da 20 anni che la riforma sulle IPAB non viene fatta, non viene rinnovata e quindi questo è importante. Perché è giusto insomma, che questa riforma possa anche mettere, perché ci sono più case di riposo private rispetto a quelle pubbliche e quindi la nuova riforma potrebbe rientrare sul piano sociosanitario. E quindi su questo sarà una cosa, anche se avevamo letto che entro il 31 dicembre questa doveva essere da parte della Regione fatta, perché da tantissimi anni, adesso ricordo dal 2015, come anche noi, associazione e altre associazioni, che noi facciamo parte del coordinamento unitario di pensionati del lavoro autonomo, avevamo, ancora dal 2015 si è iniziato a parlare di questa nuova riforma
ed è importantissima che questa venga fatta per quello che diceva anche prima. Ma voi avete avuto anche voi un incontro con le istituzioni regionali, cioè che tipo di risposte avete, quindi cosa vi sentite anche di esporvi, di dire che potrà essere o non essere fatto? Noi stiamo chiedendo da un po' di avere un tavolo di concertazione, perché è giusto, perché noi siamo nel territorio, sentiamo i bisogni, sentiamo le problematiche, sentiamo quanto difficoltà hanno le famiglie, e quindi abbiamo chiesto anche degli incontri a livello regionale, però non siamo stati ricevuti. Ecco. Adesso riprenderemo questo, perché la sanità per noi è un tema che non dobbiamo abbandonare. Auspico, ecco, che assieme a tutti gli altri sindacati riuscire a fare forza perché questo avvenga. Però non avete interloquito? No, cioè, pochi incontri, anzi direi in un anno, io che ricordo come coordinamento, sì, c'è stato degli incontri sull'invecchiamento attivo, quelle cose lì, però ecco, su questo specifico, per questo noi lo chiederemo, partiremo con una richiesta, anche se magari è un po' prematuro, per una petizione che faremo come sindacato, quindi il sindacato unitario, stiamo ragionando su questo, ecco, e dovremo, per fare massa critica sostanzialmente, che ci ascoltino, ecco, massa critica. Esatto, questa è la parola che ormai si parla tutti i giorni, di questa massa critica. Speriamo, ecco, perché le promesse per me dovrebbero essere mantenute. Ci sono dei problemi, bene, siamo qua, noi abbiamo detto, noi ci siamo, l'ho detto a tutti, lo dico anche qui, per qualsiasi incontro, per portare questi bisogni che ci sono, anche se non credo che non si vedano. Però abbiamo bisogno di avere un tavolo di concertazione e lo chiediamo con forza questo. C'è la percezione secondo voi che a livello istituzionale sia compresa questa problematica? Perché poi c'è il solito discorso, tu percepisci un problema quando lo vivi direttamente, quando lo tocchi con mano, quando te ne rendi conto di come funzionano o non funzionano le cose. Se sei in un altro livello non sempre lo comprendi appieno, oppure dici sì vabbè, sempre le solite lamentele, perché poi le parti sociali in qualche modo devono fare il loro gioco, ognuno deve fare il proprio, però dai, non va così male. Invece voi, come tanti altri sindacati, proprio dicete le cose non vanno perché bisogna sentire la pancia di chi veramente soffre. I reali bisogni e i bisogni di chi soffre, non di chi sta bene o sta male fisicamente, però sta bene economicamente. Come diceva anche la Giovanna, abbiamo incominciato a fare degli incontri anche con gli altri sindacati, con gli altri sindacati delle pensioni, anche degli operai, in modo appunto da riuscire, perché dobbiamo avere tutti, cioè dobbiamo insieme andare in regione a parlare, perché insieme dobbiamo essere tutti partecipi di questo momento di difficoltà. Anche, adesso dico una cosa che appunto non va bene a tutti quanti, ma credo che sia importante anche, la Regione Veneto è una delle poche regioni che non ha messo l'addizionale regionale, ma credo se la mettiamo a scopo per la sanità, per il socio sanitario, credo che naturalmente superiori ai 30.000 euro, adesso bisogna discutere, vedere cosa si può fare, ma credo che tutti quanti, cioè chi potrebbe appunto intervenire e pagare qualcosa per riuscire a dare una soluzione a questi problemi. Ma è sempre la soglia, no? Perché quando dice 30.000 e poi 30.000 non è che sta così bene, se ha 2 figli non ci va proprio, non ci campa, aggiungere un'altra tassa, ti dice ma ce l'hai con me? Sono importi piccolissimi, perché si parla dello 0,0, non sono mica importi grandi, anche se sono 4-5 euro. Però penso, questo discorso di sempre aggiungere tasse non risolve i problemi, perché poi i rivoli sono tantissimi. Speriamo che non la mettono per pagare la piedemontana, perché ci sono anche quelle voci, quindi è importante anche capire questo. Perché invece che tagliare il cuneo famoso, cuneo fiscale, quello darebbe una maggiore disponibilità
ti dà maggior possibilità. Se tu invece aumenti le tasse, alla fin fine... Sì, ma abbiamo visto che anche nel DEF non è stato Esatto. messo niente, quindi anche là si parla, ma dopo alla conclusione non si arriva al dunque. Ecco. Abbiamo le pensioni più tassate d'Europa, e quindi anche là pensare a un qualcosa di franchigia per riuscire, come diceva lei, chi ha poco, riuscire anche a che gli rimanga qualcosa più, di avere il potere contrattuale, il potere di acquisto maggiore, questo sarebbe molto importante. Ecco. È vero, questo no, senza dubbio è verissimo. C'è l'aspetto dei contributi versati che sono stati pochi, e questo sì, e questo adesso si piange. Sì, ma quelli di una volta, ma adesso stiamo andando anche verso pensioni anche discrete. Insomma, certo, infatti no, ma adesso appunto abbiamo tutta la fascia di coloro che non hanno versato contributi, ci sono categorie che c'è il dipendente pubblico che dice sì vabbè, tu ti sei fatto la casa, la villa, io vivo in un appartamento, mini appartamento, perché ho versato tutto. Magari in affitto. Esatto, magari in affitto, c'è ben poco da ridere. Allora va bene, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, deve aggiungere qualche cosa Presidente? No, niente, ecco, su quello che dicevo prima, che noi siamo propositivi, siamo disponibili, tutti i sindacati ritengo, perché i nostri soci, tutti gli altri sindacati e tutti i cittadini hanno il diritto, ecco, di poter dire la loro e noi portarla ai tavoli giusti, ecco, dove c'è possibilità di fare massa, come diceva lei, perché è giusto che le persone, io dico sempre che gli anziani hanno dato molto all'Italia per essere dove era, e dobbiamo dare un po' di dignità, perché è giusto che gli anziani che hanno dato molto adesso si trovino magari in difficoltà, sia per la pensione bassa che noi da anni che cerchiamo che venga aumentata, ma anche per avere una sanità pubblica ed efficiente. Io vi ringrazio, siamo arrivati al termine, grazie Presidente Gazzetta, grazie Presidente Miatello di essere stati qui con noi. A voi telespettatori lascio invece ancora una nostra intervista e naturalmente dopo la pubblicità. Grazie ancora. Grazie.